L'onorevole Splendido Splendente. Buonasera onorevole. Buonasera. Buonasera. Tenga. Li do al pubblico? No. Come no? Li regaliamo al pubblico? No. Grazie. Li tenga lei, è per casa sua. Allora, maestro, scusi, Basta, ci basta. fosse un cretino, ma... Non cominciamo come no, sempre. Dico, lei è... Oggi è... Cosa l'hanno premiato sul campo? Cosa c'è, le coccarde Sì, della festa sono di... battaglie di guerra. Perfetto, ma ascolti, quanti fogli deve leggere? Perché io vedo che ha Sono una... 87. La Divina Commedia? No, No, 87 siccome no. ho saputo che lunedì prossimo non si va in onda, leggo oggi e anche No, lunedì. lei legge quello di oggi, altrimenti il tempo ziczacchianta abbia pazienza. Per favore. Il mio nome è Splendido, di battesimo e non. Tengo a precisare che questo non è un momento comico e quindi gradirei più che mai non essere interrotto. Assolutamente, nessuno la vuole... Scusi, chi è? Iapino, il marito allora, non lo so. Scusi, Iapino, lei mi insegna? Cos'è questo? Due. Grazie. Che cos'è? Una lapide? Allora... No. È duro, è duro. Vai. Ma come Sa- si permette? Scusi, onore, ma... Scusi, Prego, Posso cominciare? prego. Sono qui, davanti a un pubblico stremato, Vabbè, sei matto. sporco. Non è sporco, è Si gente sente- normale. Si sente odore di ascella. Ma non è che non viene viene da dietro. Triste nello spirito, stanco nel fisico e povero nel portafoglio. Addirittura. Sì. Siamo qui, sempre in compagnia della famiglia Adams, Dov'è la famiglia? capitanata dallo zio Fester e da Gengis Khan. Che è Gengis Khan? Lei è Gengis Khan. Dove che sta Gengis Lei Khan? vada su Google e trova la sua faccia. Per diramare un importante dispaccio diplomatico. È un bambino. Allora, questo è un bambino malato. È un bambino. Finiamo le frasi. È un bambino, lasci fare. Poi questi bambini crescono e si riproducono. Mi scuso io da parte Sì, sua. stiamo cominciando bene. Italiani! Sardi, curdi e burdi. Come Burdi? Pigmei! Allora, C'è scritto Pigmei Freccia. è scemo lui e il fratello? No, il fratello lo conosco e non No, è è scemo lo anche il conosco fratello, lasci personalmente. fare. Allora mi faccio... Non ridete, per favore. Non ridete perché è un momento serio. Ci fosse una... Pigmei, Etruschi, Quartesi e Peloponnesi. Anche i Peloponnesi. Vassalli, Valvassini e Valvassori, Visigotti, Unni e Cunni, grazie. La ragazza non si può... No, allora, stasera non va bene. Allora, scusate, Sant'Efisi, passavo. Sant'Efisi. Sant'Efisi. È figlio. Ma Sant'Efisi è passato... Siamo te passato parte Sant'Efisi per Non ho capito, cosa sta dicendo? Sant'Efisi. È Passavo. passato ma non passa qui a Elma. Ma io sono partito da Mose Maria, non ti ho pagato ancora, non fa una bella ricerca, mi dà manera. Allora, Domus Maria non ci arriva. Non parla. Non ridete un attimo, perché stiamo bisogno di parlare... Questione seriamente. Ascolta, ti ha portato lo tsunami? Ascoltate, come si chiama lei? Betto. Betto? Betto. Ma lei è del gruppo di Cabras? No, ma tu la scrappita, sa. Le ho rubato le scarpe. Mi sono dormito. Scusi, abbiate pazienza. Ascolta. Un attimo, dica. Sa Sartiglia, passava. Sta Sartiglia? Sa Sartiglia. È Oristano la Su Sartiglia. componitori. Ma non è qui, passa Oristano. Su Redentori. Redentore è a Nuoro. E sta cavalcata. Cavalcate a Sassari. Lardia, Sardia. A Sedino.
A Tracosta bollisci, scusi, non è che ti ho preso... Oh, sto... Quanto la suona? Maestro dai! Lei, Come lei- si esprime lei questo? capisce lei? Ma tua mamma lo sa che sei scemo. No, non tratti così, è uno straniero. È uno straniero. È uno straniero. Io devo no. fare Ho capito, ma sono se c'è qui uno per straniero... comunicare. Non mettere Lauretta nel naso, che schifo. Io devo rubare le noppi. Dai, non si mettono nel naso le Lauretta. Scemo. Scemo, lui è il fratello. Da Santezzi. Allora, Sant'Efisi vada dritto. Il vero sta mettendo lui. Grazie, grazie. Scusi, magari uno... Allora, a me non è mai successo. siamo a Elma. Sì, Gli aerei passano sopra. Sopra che cosa? Sopra Elma, spazio, non lo sapeva. È tutto... Guardi un po', perché sapone è questo. Prego. Questo pisciato sapone. No, è acqua. E vede che... È pipì, i bambini fanno pipì. Ringrazio Cosa c'ha? Ringrazio Videolina TV che ci permette, spero a reti unificate, di divulgare questo messaggio in tutti e 4 gli emisferi: l'animale, il minerale, il rurale e il portuale. Prego. Dopo aver guidato personalmente e Buonasera. Buonasera. 2 spaghettini numero 5. perché? No, allora, chi li ha ordinati? L'onorevole Splendido. No, io non ne mangio spaghetti numero 5 perché mangio il 3. Numero 3. Senta. Guarda, io non, poi l'odore del sugo sa che a me prende male. C'ho da lavorare io. Lei ha ordinato gli spaghetti. Beh, non si metta... Sono altri tavoli da servire. Allora, vai a servire i tavoli fuori, taboni. Dove ce l'hai? Dove sono gli altri tavoli, scusi? No, Lei io... ha il coperto qua, io ho altri tavoli fuori. Allora, fai fuori. Non dia risposta. Allora, va Come non bene, dia grazie. risposta? Bene, cosa posso portare? Cosa avete? Tu riga. No, tu riga non ne abbiamo, è un spumantino. Spumantino di che Di cosa? casa mia. Porto è quello. Va bene? Mazza brutta qui. Ecco che è arrivato la Poiana, vede? Come non sbaglia. Scusami, amore. No. Giusto una forchettatina. Gengis. Buoni? Ma fa tagliare? A quante atmosfere vai? No, perché... No. Allora, che non ti venga in mente di sputare qualcosa fuori. Mi sento colpevole, ma. No, allora sono splendido, non Allora, chiamarmi Massimo. Prego, tenga. Massimo, cioè. Prego, onorevole, se vogliamo concludere questo... Ah, io sono. Venga. No, no, vattene a ovest. Uno è morto, Uno è stato preso. C'è uno morto! Uno l'ha C'è centrato. uno morto! Chi sta scherzando? Uno l'abbiamo giocato, arrivederci. Cosa è successo? Attentato di chi? Allora, stiamo un attimino, siamo qui- calmi. allora- Siamo calmi un Allora, se attimino. la stiamo finendo a livello di Santa Greca, Allora, stiamo un attimino calmi. io sono venuto qui per leggere. Mi scusi, Questo ha sparato. Ha Prego. sparato e uno è morto. Ho capito. No, forse lei non se ne accorge. Io mi sono accorto, ma che cosa, se c'era un attentato, ma... Quella è gente quella è della CIA, Allora, non si... Si sta spaventato, prego. Scusi, perché questo ha schiuma? Perché c'è il cane dentro. Vada, vada. Allora, prego, Ti dispiace vedere così se non muori? andiamo. Allora, Ma perché il tuo piano di... allora, per Scusi, favore, un scusi. momento serio. Tocchi come lo spumante. Va bene. C'è sapone lì dentro. Allora, Prego, venga
Dopo... Prego, prego. Dopo aver... Allora, Enrico, per favore. Dopo aver guidato... Allora, lo infili in bocca. quello. Allora, forse non ti hanno insegnato che prima di buttare giù lo devi masticare, animale. Prego. Come sta buono, sono un onorevole. Cioè. Scusami Massimo. Onorevole Sono Splendido. splendido, non mi chiamo Massimo. Allora, prego. No. Oh! Prego, Da dietro. scusate. Prego. Va bene? Siamo già a 13 minuti, ha detto. Quindi Dopo aver guidato personalmente e brillantemente i miei uomini nel blitz contro Bin Laden, i suoi uomini. sì, erano i miei, io e il mio gruppo d'elite, la gloriosa Navy Splendid Real Force in the Bridges and the Wars Everywhere, costituita da uomini scelti e super specializzati, teste di cuoio e teste di... Vabbè, lasciamo stare, non entriamo nel dettaglio. Mi fa finire. Sono bestie questi animali. Provenienti questi uomini dall'altopiano della Giara e dalle dorate spiagge di Foci. Ci apprestiamo, signori, a compiere un nuovo e delicato blitz. No, ma io me ne vado. Scusi, stavo dicendo? Fra poco mi recherò nel nostro centro operativo, situato in un bunker ottenuto all'interno del box della carne di cavallo del mercato di San Benedetto, da dove stasera alle 24 in punto lanceremo il blitz. Blitz? Infatti, i miei uomini stasera entreranno in casa di Salvatore Zedda di Ortacesus, armati sino ai denti con l'ordine di eliminarlo per sempre. Così, dopo aver salvato l'Italia dal comunismo, dal catechismo, dal medanismo e dall'onanismo, potremo esportare finalmente anche a Ortacesus la libertà. Grazie. 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 Grazie a lei. No, grazie a lei No, per grazie. questo... Grazie. Sono morto. Grazie onorevole.